Buonasera a tutti e benvenuti all'Auditorium del Comune di Bertiolo. Siamo qui questa sera per celebrare la consegna del premio Vini Doc per un friulano Doc, in occasione della 73esima edizione della Festa regionale del vino friulano, iniziata il 19 marzo e che si concluderà questa domenica 3 aprile. Un appuntamento che dopo 2 anni di stop è ripartito regalando emozioni a tutti coloro che hanno goduto dell'atmosfera gioiosa di Bertiolo e soprattutto agli organizzatori e all'amministrazione comunale che l'ha voluta con tanta determinazione. Bertiolo è la città del vino e della musica ed è proprio per la sua identità che saremo accompagnati armoniosamente dal coro Ana di Codroipo che vedete alle mie spalle. Attraverso i suoi canti ci racconterà storie di montagna, d'amore e di coraggio. Il riconoscimento Vini Doc per un friulano Doc questa sera verrà consegnato ed è giunto alla 23esima edizione. Ed anche quest'anno sarà premiato un friulano che attraverso i suoi successi professionali ha trasmesso quello che è la luce dei valori legati alla nostra tradizione e alla nostra cultura. Laboriosità, tenacia, serietà e discrezione. L'individuazione di colui che fra i numerosi e meritevoli aspiranti incarna l'essenza di questo riconoscimento è stata delegata alla commissione, composta dal sindaco Eleonora Viscardis, da una rappresentanza della Proloco Risorgive Medio Friuli, il presidente Marino Zanchetta, ed è guidata da Pietro Pittaro, già presidente dell'Ente Friuli nel mondo. Ed ora io chiamerei sul palco queste 3 autorità che quest'oggi hanno voluto questo evento e che ci porgeranno un saluto. Prego. Il sindaco Eleonora Viscardis, presidente della Proloco Antonino Zanchetta e ultimo Pietro Pittaro. Grazie Sonia. Buonasera a tutti e da parte mia, come sindaco di Bertiolo, il benvenuti a tutti voi a Bertiolo. È inutile che vi dica che è un'emozione trovarsi qui questa sera e tornare a vedere questo teatro praticamente pieno. Siamo il 31 marzo, siamo praticamente alla fine di quello che è il periodo emergenziale che ha caratterizzato gli ultimi 2 anni di tutte le nostre vite. C'è la necessità di un ritorno alla normalità e questa festa del vino, la 73esima festa del vino, dopo 2 anni, in realtà dopo 3 anni, perché dal 2019 è l'ultima edizione, l'abbiamo voluta fortemente, l'abbiamo caricata di questo significato, il significato della ripartenza, del ricominciare, di recuperare tutto quello che in questi 2 anni ci è stato tolto. E siamo qui appunto anche per questo. Questa è appunto una serata che è inserita nella festa del vino, però è una serata che ha una sua storia. Come diceva Sonia, sono ormai 24 in realtà le edizioni, perché nasce nel 1998, anno in cui si è dato inizio a questo riconoscimento, questo premio, ma in realtà sono dei riconoscimenti che vengono di anno in anno attribuiti a persone che hanno i natali nella piccola patria, nel nostro Friuli, e che con il loro operato, con la loro attività, con la loro arte, hanno saputo dare lustro al Friuli e hanno portato oltre confine le caratteristiche della nostra regione, della nostra terra, delle nostre tradizioni. E sicuramente il personaggio che ha richiamato tutti noi qui stasera incarna sicuramente appieno questi meriti. Fra un po' lo vedremo entrare qua. Io non mi dilungo perché gli ho promesso proprio di essere breve, perché io penso che tutti voi siate qui per lui. Io volevo solo innanzitutto ringraziarvi e dare il benvenuto a tutti, come vi ho detto, ringraziare le tante amministrazioni che sono oggi qui rappresentate da sindaci e amministratori. Saluto il consigliere regionale Barberio seduto fra le file del pubblico, il colonnello Marco Bertoli del secondo stormo di Rivolto, il presidente dell'associazione Alpini
provinciale e il suo vice, i carabinieri della stazione di Codroipo, il comandante della polizia locale e non vado oltre perché sono tante le persone che hanno voluto essere qui stasera per il nostro Friulano Doc 2022, che ancora non nomino, ma lo nomineremo dopo. Mi fermo qui, mi ha solo raccomandato il Presidente del Consiglio regionale di portare il suo saluto, avrebbe voluto essere con noi ma è a Torino per impegni istituzionali e però mi ha detto porta il saluto a tutti a nome mio e naturalmente al Friulano Doc e lo farò personalmente dopo. Ripasso il microfono a Sonia. Grazie Eleonora ed ora diamo la parola a Pietro Pittaro, Presidente dell'Ente del Friuli. Mandi a tutti e non sono personaggi particolari da salutare, sono tutti amici. E saluto gli alpini che sono qui e sono gli alpini che ho dimenticato di partire la pelle. Stasera e quindi premiamo un personaggio che ha tanto tempo che lo conosco, che era alpino in lui, che è nato o nato, se non si dice per fulano, a Erto. Erto vuol dire alto. E sapete dove il Vajont, non sto nominando, è nato lassù al Cret. Mauro Corona. Mauro Corona è un personaggio che lo conoscete tutti, perché lo vedete sempre in televisione con la Bianca Berlinguer. Bianca Berlinguer che lui la chiama Bianchina. È un scrittore, è un scultore, è un scalatore e è di una simpatia enorme. Lo sentirete dopo. Io vi dai il saluto intanto e si sente dopo quando lo intervistiamo. Grazie al signor Pittaro che invito ad accomodarsi direttamente su una delle 3 sedie, in quanto sarà parte di questo dibattito questa sera. Ed ora diamo la parola al Presidente della Proloco, Marino Zanchetta. Buonasera a tutti e benvenuti. È un piacere vedere questo auditorium dopo tanto tempo pieno. Mi riallaccio prima di tutto alle parole che ha detto Pietro, il discorso dell'amicizia. Veramente quest'anno si respira tra i vari chioschi, tra le persone che vengono qua, anche i visitatori, sempre i visitatori, una tranquillità, una voglia di ripartire. In 73 anni diciamo che questa potrebbe essere paragonata più o meno alla prima edizione. L'ansia era tanta, la voglia di ripartire tanta e ripeto, siamo tutti tranquilli e tutti felici di essere qua. Diciamo che quello che riguarda questa serata è anche legato alla nostra manifestazione, al nostro concorso vitivinicolo. Perché? Perché da anni ormai assegniamo il miglior vino friulano al personaggio, alla persona, al vero Friulano Doc. Questa sera avremo 2 friulani che sono arrivati a pari merito e che consegneremo chiaramente in forma simbolica al nostro Friulano Doc. Giustamente tutti aspettate il personaggio, quindi io ringrazio tutti e passo la parola alla presentatrice. Grazie, buona serata. Grazie Marino. Proseguiamo chiamando sul palco Enzo Cattaruzzi, il giornalista che questa sera guiderà il dibattito a 3 su questo palco insieme a Pietro Pittaro e al nostro amato ospite. Ed ora direi che siamo al completo. Io farei accomodare Enzo e gli daremo la parola più tardi. E siamo pronti per portare su questo palco il nostro ospite. Io cedo la parola al sindaco Eleonora Viscardis che lo presenterà e nel frattempo vado ad accoglierlo. Abbiamo promesso di essere brevi all'inizio. Speriamo di essere stati sufficientemente brevi. Fra pochi minuti entrerà l'ospite, è il Friulano Doc 2022. Sappiamo tutti chi è, siamo qui per lui.
Vediamo di vederlo apparire. Eccoci. Mauro Corona, Friulano Doc 2022. Grazie di essere qua. Abbiamo detto, e con l'amico inseparabile, il Poiana, che ormai ci ha abituato con i suoi suoni. Ben arrivato a Bertiolo, Mauro. Abbiamo detto che Aspetta un attimo e poi ti lascio ai giornalisti. Vieni qua un attimo. Devo venire qui. Un attimo qua e dopo ti lascio in compagnia di Pietro e Che bella di gente. Enzo. Dimmi tutto. Friulano Doc, Ah, come ho detto non prima. l'avevo mai saputo né sperato. Mai sperato. Però sono contento, davvero. Esatto. Sì. Il Friulano Doc è una persona che ha i natali friulani, che ci siamo, Sì. e che con la sua arte, la sua capacità ha saputo dare lustro alla piccola patria, al Friuli. E io direi che, come ho detto prima, Mauro, diciamo, ha tutte le caratteristiche per questo premio, ma ne ha una, quella che ha citato prima proprio Pieri, in particolare, che forse sovrasta tutte le altre, quella da scalatore, quella da artista, quella da scrittore, che è la simpatia, giusto? Che è quello Allora, che l'ha reso anche molto... Nel chiedere scusa a questa... Ma io non mi aspettavo tutta sta gente. Allora Borges gli dettero un premio una volta e disse: io credo che la gente mi abbia dedicato troppa attenzione che non merito, e alla fine di considerarmi un inetto o un impostore. E poi si fermò un attimo e disse: anzi, entrambe le cose assieme. Cioè, sono il primo a meravigliarmi, però questi riconoscimenti che chiamano Friulano Doc a me mi sembra il massimo. Se mi dovessero dire voi il Nobel per la letteratura friulano, no, Friulano Doc e la festa del vino. No, fino a qualche anno fa avrei accettato premi, li ho anche rincorsi, li rincorrevo, ma adesso preferisco essere Friulano Doc. Questo riconoscimento, perché premio è un po' riduttivo, si danno i premi a chi vince le Olimpiadi, le medaglie, ma questo riconoscimento a me fa molto più piacere che a un altro, perché ho un passato abbastanza turbolento che vorrei dimenticare, ma non ci riesco. Il grande scrittore Milo Skriniarski, quando gli chiesero cosa ne pensasse del passato, disse: il passato è un abisso fosco e spaventoso. Ciò che è entrato in quel crepuscolo non esiste più, perché voleva salvarsi, voleva togliersi dal passato. E poi ci pensò anzi, non è nemmeno esistito. Invece il mio esiste come esiste il vostro passato, con dolcezze, qualche momento di gioia, dolori, quando mai non te l'aspetti, e non sto qui a dirvi il particolare di quello che ho passato gli ultimi 2 anni. Ecco perché questo riconoscimento per me ha un valore di riscatto, perché fino a pochi anni fa venivo processato per bracconaggio, ubriachezza molesta, guida senza patente, sequestro di persona, interruzione di funzione religiosa. Ecco, questi sono i miei pedigree. Quando un famoso avvocato di Pordenone voleva propormi alla regione, io insisteva, voleva mettermi lì, ma forse avrei potuto anche catturare qualche voto dai giovani. Mi vogliono bene i giovani perché sanno che sono leale. L'epiteto aggettivistico che può fregiarsi un uomo è lealtà. No? Bello, brutto, bravo, coi addominali,
E quindi a me questo riconoscimento da Bertiolo, ringrazio la sindaca, attenta dopo. No, davvero. No. Ho preso qualche medaglia, anche il premio Bancarella, ma è tutto finto. Qui ho sentito il respiro caldo della gente che ti vuol bene. Ringrazio Bertiolo e la comunità, ma io non so più che ringraziare. Il problema nasce quando i premi te li danno alla memoria. Meglio adesso. Che devo fare adesso? Bene, ma io sono uno che beve, ma non lo so. Allora la Francia produce non so quanti miliardi di tonnellate di vino, in Italia nessuno beve, ma bevo solo io, datelo a me allora. Ma se non beve, datelo a me, che finché resisto bevo. No, sono un cattivo esempio, lo so, però bevuto bene il vino può aiutare, è di qualità, ma io non voglio il premio, voglio 2 casse di vino stasera. No, le medaglie ve le lascio. No, ma poi quando muori, no, io ho visto amici miei, anche famosi alpinisti, famosi vincitori di medaglie olimpiche. Io preferisco i premi consumabili subito. No, una signora che conosco bene di Ortisei, era un grande scultore suo marito, è morto perché si muore sempre prima i maschi. A Erto sono 72, vedo 73 la prossima perché morirò io, mia moglie rimarrà vedova, e questo mi rompe un po' le palle sinceramente. Cosa ha fatto sta signora? Invece che dire la memoria del marito, le sgorbie, il banco da lavoro, ha dato tutto a me per mettere i gerani. Questa è la realtà. Quindi io preferisco un premio consumabile, una soppressa, un prosciutto o una cassa 2 di vino, anche 3, che la medaglia da mettere lì. Poi quando sei morto c'è sta roba qui, dice la moglie, le medaglie era di lui, ma butta via nel cesso. Sentite, sono così fiero e contento di essere qui. Poi adesso ti lascio condurre, a te mi siedo. Ho portato 2 ragazzi, dove sono? Il coro dell'Ana, coro degli Alpini, io ho fatto la Naia Tarvisio, 45 giorni di galera ho scontato. Nel 70 i miei generali erano capitani Mazzaroli e Amilcare Casalotto, cui voglio bene. Io tornerei a far la Naia, ho 72 anni ma non arrivo. Tornerei, ma non ho nessun problema. Quindi ho portato anche 2 ragazzi, perché quando uno ha un po' di gloria, tenete a memoria queste parole, quando uno ha un po' di successo, io sono solo noto, non è che sono famoso. Famoso era Sabin che ha inventato il siero antipolio per la polio. Io sono noto, causa la bianchina sono diventato VIP, anzi vipino. E quindi Chekhov, che è morto 41 anni, ma beveva, quelli in gamba bevono, dai, su, che poco da fare. E qui è la festa del vino, non perché se fosse la festa delle mozzarelle non mi avresti visto qui. E allora Chekhov, perché io porto con me Armin, Calligaro e Aldino? Perché sono dei talenti. E Chekhov diceva, occorre agevolare in ogni modo i giovani talenti, circondandoli di affetto e facilitazioni di ogni genere. Perché uno che è arrivato, non so, mio amico Piero Pelù, si dimenticano, non puoi. Se tu sei arrivato, Morandi o quelli che dai una mano a chi non è arrivato. Questa è la regola della vita. Invece si chiudono in se stessi. Io invece voglio aprirmi. Spero di non saltare giù dal banco qua. Io mi siedo perché la mia pazienza ha un limite alcolico. Bene. Prima di iniziare il dibattito diamo
il tempo ai nostri ospiti di iniziare a sorseggiare del buon vino. L'ho tirata massa lunga. No, va benissimo così, va benissimo Hai già così. finito l'intervista, Ti ha Hai detto fatto tutto? Scusatemi, ma mi sono fermato in osterie. Guarda che qua sei nel paese del vino, perché Bertiolo è il paese dell'acqua, il paese del vino, il paese della musica. La banda è nata nel 1812. Qua nasce il fiume Stella e ci vantiamo di aver vino buono. Mauro, Vedete parlare a Dolomia, l'acqua benedetta, ma non vendo più neanche, non solo una bottiglia, non vendo più neanche il tappo. Nessun ti pare Invece la scrudolo. birra Corona accetterò di fare la promozione. Se Dai, siete cosa tutti facciamo qui? d'accordo? vai, Sindaca, partiamo Mauro, dai. ma che sindaca? Ma tu non eri quella di prima. Sono la stessa, sì, quella di prima, la presentatrice. Ma la sindaca dov'è? È scesa, è scesa. No, vieni qua, non fare. Ehi là. Vieni qua. Torna dopo la sindaca, dai. Dai, scusatemi, adesso sto zitto. E parlo No, devi dopo. parlare adesso. Fateci un canto, Dolomiti. Esatto, io partirei con il canto fatto dal nostro coro Anna di Codroipo che presenterà La Montanara, un famoso canto di montagna Che del bella nostro- gente siete, va. del nostro paese, tradotto in moltissime lingue. Io direi diamo subito il via e poi se hanno piacere anche i due musicisti di suonarci una Guarda che non canzone. si sente niente. Parlerò dritta dritta Apri allora. apri il È coso. già aperto. Parlo più vicino allora. Ci ho chiesto. No, va benissimo questo qua. Bene, prego cantori. Sì, ciò che ho fatto. Chiappini.
Grandi. Adesso bisogna portare, ho visto che era 2 bottiglie, perché i musicisti là, i giovani, chiamano vino, se no non si esprimono, allora come facciamo? Te lo porto là io, porta 2 bozze. E volevo fargli fare il merlo, perché la Bianchina ha detto: che uccello è quello? Ma come, non li conosci? Gli ho detto. E allora lì è stato il casino che è venuto fuori. Io scommetto che voi li conosci, ma Bianchino, che uccello è quello? Ma come, non conosci gli uccelli? Ma non lo dicevo con volgarità. Quindi adesso poi Anna vi farà il merlo. Facciamo un cabaret, via. E Merlo se ne va. Bene, Mauro, cominciamo. Dimmi, Cosa dici? sì, scusatemi. Dimmi tutto. Allora, tu hai vinto tanti premi, no? Perché hai vinto il Bancarella. Ma che Associazione premi? Sono cose... Riconoscimenti. Sì. Allora, tu hai detto che sei orgoglioso di avere questo riconoscimento. Ma giusto? come, non l'ho detto prima, non Esatto. so dove Allora, l'ho detto. che ero cosa lì. significa essere per te friulano oggi? Ma al di là di questa stigmata che ti dice, perché friulano è un'entità potente, però bisogna anche considerare gli altri. Il fatto che il mio passato mi abbia portato sull'orlo non dico della galera, no, sono anche stato dentro 8 giorni. Non bisogna nascondere quello che siamo stati. È come tradire le radici, è come tradire il papà e la mamma. E quindi, ecco, una ragazza di Erto mi ha detto: guarda che ti vogliono a Bertiolo. Ora, la vanità di ricevere un riconoscimento, chiamiamolo anche premio, cattura un po' tutti, ma io ho rinunciato a tanti premi o riconoscimenti che mi suonavano falsi, mi suonavano come dire, di cinema, di appariscenza, dovevo essere lì. Guardate che sono come i cani da tartufi, la gente la respiro, la gente la sento e sento subito se devo fidarmi o no. Bertiolo non è Roma, non è Torino, non è Milano, ho detto io sono contento, e infatti io ho fatto chiacchiere al Teatro Nuovo, anche a Verona l'altro giorno, non c'era tutta sta gente qui, perché questa gente qui è gente affettuosa. Ci sarà anche quello che dice, Corona dice cagate, ma l'ho sempre detto, però sento un'amicizia, una simpatia che non senti a Milano o a Verona al Teatro Nuovo. E quindi poi insomma ti danno un premio, perché quando sarò morto ha preso il premio lì a Bertiolo del vino, no delle mozzarelle, del vino. Ma non è che io proponga ho scritto anche un libricino per i giovani, perché parlano tutti della droga, ma il vero problema dei giovani è l'alcol. Io ho 4 figli che hanno il mio stesso problema, molto minore, però... E quindi il problema, e ha scritto un libricino, guida poco che devi bere. No, bevi poco che devi guidare. No, tutte le mamme, invece io in quel libricino ho dato le dritte a questi ragazzini, questi giovani, 3, 14, 15, perché dire a un giovane di non bere è come pretendere che non piova, è la demagogia. Dobbiamo cominciare a essere leali prima con noi stessi, se no inutile non sta a bere.
Mia mamma diceva non bere che sei predisposto, beveva più di me. Ma che discorsi sono questi? Ecco, lasciamo perdere la demagogia, cerchiamo di insegnare a guidare. Quando tu vuoi guidare l'automobile devi fare una patente, devi fare un corso. Io propongo nelle scuole il corso da bevitori, negli asili, perché quei bambini lì, queste mie parole che sembrano paradossali e becere, andranno a bere. Quindi nelle scuole, anche nelle medie, corso di bevitura, vado io a fare l'insegnante, che non ho problemi. No, voi dite, quello lì incita i nostri giovani a bere. No, dire a un ragazzo, a un giovane di non bere, è come pretendere che non piova. Bisogna affrontare il toro per le corna. Quindi nelle scuole, negli asili, nei conventi, perché bevono anche le suore, le conosco io, a fare corsi di bevitori. Vi sembra un paradosso? Vedrete che succederà così. Corona, porta Eve. Sentite, ragazzi, puntare il dito non basta. Quelli che hanno dato ragione a quell'idiota lì che ha dato una sberla lì ai premi, che premi erano gli Oscar, i Nobel, no? Quelli che hanno detto ha fatto bene, signori miei, sono quelli che alzano le bandiere della pace in Ucraina. Capite che la guerra viene da noi. Questi berbenisti, pace in Ucraina, e poi hanno detto a quello lì ha fatto bene a dargli un stramuson a quell'altro. Doveva prendere il microfono, ha fatto un cattivissimo esempio, quell'imbecille lì, e gliel'ho detto in TV, perché in un momento come questo, di delicata armonia della pace, ha dato un destro a un altro. Quindi doveva andare lì e dire: lei ha offeso mia moglie, se offendeva la mia gli davo ragione, però questi sono problemi miei. Doveva dire: chieda scusa in pubblico, chieda scuse pubbliche a mia moglie, e faceva una figura, non andare lì e dare un destro a un altro, perché violenza chiama violenza, perché al posto di quel speaker lì, di quel presentatore, ci fossi stato io, finiva male. Capite che la violenza chiama... Quindi la demagogia è quella roba che mi fa più schifo. Senti Mauro, Fammi qualche domanda anche tu. Tocca a lui adesso. Senti Mauro, Dimmi tu. tu sei alpinista, hai aperto centinaia di vie, sei scultore, anche scrittore, ma sei affezionato a qualcosa in particolare o tutte le tre cose insieme? No, sì, quando Beckett disse sì, ho scritto saggi, romanzi, testi di teatro, ma avrei potuto fallire meglio. Beckett, non Corona. No, io non sono affezionato a un qualcosa, io mi sveglio la mattina, e questo che mi ha causato anche un sacco di guai, perché sono un uomo naturale, quindi io mi sveglio la mattina, anzi mi sveglio di notte perché non dormo, e sento che ho voglia di fare qualcosa. Che cosa? Voglio andare a camminare. In quel momento lì cammino. Io non ho una carriera da sviluppare nel futuro, soprattutto adesso che quest'anno ho 72 anni. Mi sveglio e dico: oggi vorrei fare delle sculture. Mi sono messo a fare gli orologi come gli svizzeri, perché è una scultura che ho fatto dal 75, sculture. Allora se io ti faccio un gufo, veramente benedetta l'illuminazione che mi ha preso, che non faccio più. Se io faccio a lei mi chiede un gufo, io le faccio un gufo, lei va a lavorare, ma dai, ti do del tu vai a lavorare, passi la mattina, vedi questo bel gufo, alla fine è come l'amore, viene assuefatto dal tuo spirito, dalla tua testa. Tu passi ad andare a lavorare, non vedi più il gufo. Ma se io ti faccio una sedia col gufo sopra, tu ti siedi a leggere il giornale, a berti una bottiglia, a berti il caffè. Quindi la scultura deve essere funzionale. L'ho capito dopo una vita di fallimenti.
quindi adesso io scolpisco orologi, come gli svizzeri, ma no i Cartier o i Rolex. Vado giù alla ferramenta, prendo una sveglia da 8 euro, ci infilo e sono gnomi, gufi, folletti. Allora uno che gli regalo questa cosa perché non ne vendo più, ha il folletto, ha il gufo, però vede anche l'ora, insomma, sono io a diventare matte e quindi una volta ci tenevo, corpo di donna, o gondole sulla laguna, ma dove sono le gondole? Sul Durano? No, sull'Everest. Cioè, però spero di avere tempo di rimediare non agli errori, perché gli errori diventano tali solo quando li hai fatti, ma di fare meno stupidaggini. Ti regalo, allora, vuoi una serie, vuoi una libreria? Ci metti i libri e sopra c'è il gufo, i folletti, i gnomi, insomma quel che volete. Io vorrei fare una mostra non più arte come bevitori, bevitrici, bottiglie. Questo è il titolo sacro di una mostra. Dimmi tutto. Adesso tocca a lui. Che cosa Adesso avete tocca che a lui, non a proposito di ridete bottiglie, mai? tocca a lui. Ho capito che c'è il Covid, c'è la guerra, ma insomma. Mauro, tu hai toccato il punto più bello, quello del riconoscimento, che in qualche parte non lo senti, non lo vedi. Il riconoscimento non te lo dà né il sindaco, né io, né Cataruzzi, né il presidente della Proloco, te lo danno loro. Sì, questo è bello. piccolo paese, Questo è bello, no? Non è questo piccolo, paese è grande d'anima. decide a chi deve darlo. Ah, hanno scelto loro? Hanno scelto loro. Mi sa che vi pentirete presto. Però vi ringrazio. Bella cosa, questa. Una bella cosa. Tu sei, oltre che simpatico logicamente, oltre che alpino, che hai Ho scontato scalato, 45 giorni, gli ho detto a questi qui. quando ti eri militare, Ero discolo. La patente 3 volte ritirata, ma scritto dietro recidivo. Io che ho letto 10 camion di libri, gli ho detto lì, ma cosa vuol dire recidivo? Facevo lo gnorrino, Corona, lei c'ha il vizietto. Capite? Solo io che ho il vizietto di bere. sei scultore, sei scrittore, sei mille robe. Qual è il mestiere che ti piace di più? Allora, se dovessi scegliere, davvero, se mi mettessero alle strette, io farei lo scultore. Cioè questo modificare i tronchi, cioè prendi un pezzo di cirmolo o di abete o anche faggio se non è stagionato tanto, e vedi un volto di un bambino, cioè è una magia che io ancora non riesco a rendermene conto. E questa fase mistica e misteriosa dell'apparizione di un volto in un tronco l'ho sentita da mio maestro Augusto Mürer a Falcade, era del 22, morto nell'85. Con 4 colpi vedevi un volto di donna di una dolcezza unica. Io non sono mai arrivato a quel livello lì, perché lui sentiva più di me. Lui non era guidato da un'antica misoginia, da un'educazione terrificante nei confronti della donna, perché noi siamo figli di quello che ci è successo. Il DNA non è quello di papà e mamma, quello può corrispondere all'altezza, agli occhi, ma il vero DNA è inoculato da quello che ci è successo da bambini, come quel bambino lì. Quindi l'attenzione di non inoculare cose che poi lui farà riemergere quando sarà adolescente o adulto, e questo è il dolore della vita, che credendo di proporre le nostre idee rischiamo di rovinare bambini perché ci corrono dietro. Questo è il dolore della vita. E quindi io ho fatto delle cose per non spararmi. Oggi ricevo qualche gloria, ma
tutto quello che ho fatto, quello che ho scritto, ha un precedente nella voce. Chi è più anziano qui si ricorda i Filò nelle stalle, nelle campagne, nelle stalle con le mucche, raccontavano storie e ognuno aggiungeva un particolare suo, perché voleva dire anch'io ci sono in questa storia. Quindi aggiungeva il particolare e diventava l'epica. Qui in Friuli abbiamo storie, basta pensare al libro di Paola Drigo, Maria Zeff. Ragazzi, è potenza qui, per quello non va sprecata. Nelle osterie bisogna andare a orari giusti. Prima ricordare, travasare nei bambini quello che è stato, ma non con questo senso di malinconia, noi eravamo i migliori, no! È un documento, una scheda tecnica, quel bambino lì deve sapere come si coltivava il grano qui 100 anni fa, ma non per la vanità di dire, ma perché se noi cominciamo a perdere la memoria, cioè non ci interessa più di quello che è stato, siamo zombie che vanno avanti, come diceva Pessoa, esseri che prolificano e vanno al cesso. Insomma, poi fate quello che volete, io so che farò, ma se mi resta qualche anno me lo voglio, ma nella naturalità. Su al mio paese c'era un sole magnifico da 2 mesi e tutti brontolavano che voleva la pioggia. È venuta la pioggia, si rompevano i coglioni perché pioveva, ma che vogliamo? Cioè, insomma, capite, poi oggi non ha neanche senso qui a fare i sermoni tedeschi di Meister Eckhart, un grande scrittore che poi sappiamo che di là c'è gente, bambini, donne, vecchi, che muoiono. C'è un bel libro di Haim Baharier, che lo conosco, uno scrittore ebreo milanese, che ha scritto un libro, La valigia mezza vuota o mezza piena, non mi ricordo più. Io sono già mezzo pieno e mezzo vuoto, perché devo arrivare. E lui dice che la claudicanza, cioè il difetto, che noi chiamiamo difetto, non è altro che fare posto agli altri. Io sono avvilito perché ho fatto un libro nuovo, ma che senso ha sapere che ho fatto un libro nuovo e crogiolarmi nella mia vanità quando di là la gente... Capite che le guerre danneggiano anche l'animo nostro se uno ha un animo sensibile, capite? E poi adesso cercano la pace, ma falla prima di cominciare. Cioè io non capisco. Diceva Jean Genon, un grande scrittore italo-francese, ma era nato a Manos, ma era piemontese, diceva: io odio la guerra perché è inutile. Ma laggiù dove è nato Cristo 2022 anni fa si ammazzano. Dove è nato Gesù? Fai posto, tirati via. Ma questo succede anche nelle nostre famiglie. E non lo dico come puntare il dito a voi. Cioè, la guerra nasce dai piccoli conflitti di cortile. Li vedo a casa mia, quello che non parla con l'altro perché moltiplicate al millesimo, diventano le guerre. Ma lascia stare, io chiedo, poi se uno poi ha le sue idee politiche, ma le idee politiche non devono prescindere dall'anima e dalla dolcezza dall'umanità. Non si può. Ma cosa ti fa un barbone che gli dai fuoco? Il mondo è bello e feroce, un libro di Andrei Plav. Ascolta, mi tiro fuori un bicchiere adesso. Tutto buono. Senti Mauro, parliamo dell'ultimo libro tuo. Non beve nessuno, tu bevi. Sono tutti astemi qua. Guarda che essere astemi è un vantaggio sleale. Mauro, parliamo del tuo ultimo libro. Sì, quello mi fa piacere dirlo. Sì. Ecco, allora Magris diceva Io che non hai sei... fare la scuola di bevedor, e fare la scuola se non fa il vin buon. E gliel'ho detto, ma sono tutti, io non so se vi ho impressionato. Senti. Allora diceva il vin buon, guarda che io ho bevuto petrolio tutta la vita,
Ci ho messo 70 anni a capire. Sono andato come si chiama lì a Verona, al Vinitaly, c'erano gli assaggiatori, questi fighetti. Avevano le scarpe del 42, poi c'era un altro 42, tutte a punta così. Sono clown questi qua. E assaggiavano fiori di bosco, carboidrati, idrocarburi e poi sputavano in un secchio. Certo, il loro lavoro, il loro mestiere, ma butti via marrone in un secchio. Ma sai perché lo buttavano via? Perché se lo deglutivano erano ciocchi disfatti. Questo è vero. Per bere bisogna essere predisposti. Senti Mauro, allora Magris dice di te che tu sei uno scrittore asciutto scarno, che ci fai sognare con i tuoi... Microfono. Ci fai sognare con i tuoi scritti, con le tue... L'ultimo libro mi pare che è ancora più buono, i primi erano molto cattivi, no? Quasi che tu chiedessi un momentino venia di qualcosa, o sbaglio? No, non sbagli. L'ultimo libro è 4 stagioni. Ragazzi, qui insomma bisogna calare i pantaloni. Io ho sempre scritto libri di rabbia, perché sono stato maltrattato, sono stato abbandonato dai genitori, eccetera, eccetera, con mia mamma. Ho avuto un'educazione nei riguardi della donna molto misogina, mio nonno, mio padre. E quindi il mio è stato anche, ho scritto anche cose per i bambini, 4 stagioni, e torneranno le stagioni, oppure ho scritto libri di fiabe, ma lì ero tornato il bambino che avrei desiderato essere e mi è stata sottratta l'infanzia. Però i libri cattivi, Storia di neve, Nel muro, non è che io sia così, però se ho scritto quelle cose le ho pensate. Per cui il lato d'ombra, l'angolo cupo, terribile, misterioso di ognuno di noi, che poi esplode all'improvviso. Per quello che mi fanno ridere quando dico bisogna bloccare i femminicidi, ma che ne sa? Io ho fatto battaglie in TV. Che ne sa? Oppure dobbiamo bloccare gli incidenti sulle morti sul lavoro? Bloccale! Blocchi me, che ne sai se domani non vado su, faccio fuori quella di l'Alba, che sarebbe mia moglie. Allora o mi blocchi prima, no, ma non puoi arrestarmi e mettermi all'ergastolo se non l'ho uccisa ancora, ma manca poco. Cioè, capite, la demagogia che mi dà fastidio. Il femminicidio e le morti sul lavoro e anche altre tragedie che appartengono all'essere umano. Non le puoi bloccare perché non sai domani cosa scatta. Quando il più grande scrittore viennese e del mondo, Hugo von Hofmannsthal, andò al funerale del figlio suicida e morì al funerale perché il dolore era troppo grande. Hofmannsthal morì durante il funerale di suo figlio che si sparò un colpo. E tutti gli amici, il più grande scrittore, molto difficile da leggere, non ve lo consiglio perché amo tutti i generi, diceva Macedonio, tranne quello noioso. Però, gli chiedeva, ma com'è successo? Ma cos'è stato? Ma cosa... E Hofmannsthal, dall'alto della sua eccelsa intelligenza, disse: i fatti accadono nelle profondità della mente e del destino. Tutto dobbiamo capire. Ovviamente non giustificare, ma ecco, quindi io sono stato sempre contro la demagogia che vuole, e invece l'Italia vive di ma dobbiamo fermare le morti sul lavoro, fermale, sono d'accordo. A un mio amico è caduto un bullone da una gru di 25 metri, gli ha sfondato il casco e è morto. Quel bullone lì, chi lo controllava? C'era da controllare il bullone, ma poi magari cadeva. Ragazzi, quando Borges chiese la sua sguattera, lei che ne pensa della morte? Lui aveva paura, anche se morì a 86,
anni. E questa signora analfabeta disse a Borges, uno dei più grandi del pianeta: c'è solo una condizione per morire, dottor Borges, è quella di essere vivi. Quindi noi dobbiamo passare di là. Ma nel frattempo, come disse un vecchio rabbino, cos'è la vita? Una data di nascita, una data di morte. Il vecchio rabbino che le sanno lunghe. Nel frattempo beviamoci qualche buon bicchiere, che non intendeva solo vino. È come la fedeltà, queste cagate qui. Mi ha detto il prete di essere fedele fino alla morte, ma lei è pazzo, Don Giancarlo. Capite quanto sono irruento e provocatorio io e leale? Non può dirmi un prete farmi dire la formula che sono fedele fino alla morte, con sempre quella. Quando il peccato, io ho studiato coi preti, Don Bosco, a Udine, salesiani, quando il peccato è anche solo l'idea, io venendo qui ho fatto 15.000 peccati, perché anche solo il pensiero, guarda che bel culo, guarda e allora, che fai demagogia, dai, su, siamo seri, su mo. Senti, Adesso no, aspetta che facciamo suonare i ragazzi lì, perché vi divertiranno questi due ragazzi qui. facciamo un intermezzo con i ragazzi allora. Sì, ma poi stiamo qui finché c'è vino. Vino, Siamo qui poco ancora. vino qua all'infinito, eh? Qui non... No, dai, i ragazzi sono Armin, Calligaro e Aldino, veramente grandi, modesti. Microfono ai ragazzi, ai suonatori cantanti. Prova, ciao. Vecchi alpini. Prova, wey. Sono tutti timidi Adesso qua, arriviamo. vedo che... Adesso Non c'è il microfono. arriviamo. Si sente? Prova. Ehi. Ah sì, questa la dedico a Mauro. Sono un lupo solitario, un uomo fatto per star solo. Canto al vento e lui mi ascolta, e la luna lei mi ama. Sono fatto per viaggiare, non con gli altri a dormire, in un gregge tutto uguale, col pastore a comandare. Yahoo! Sono in cima al monte, grido al mondo, sveglia da questo sonno profondo. Sono un lupo solitario e sto bene dove sono, nel silenzio delle cime, dal rumore sto lontano. Mangio pecore che non hanno niente da dire, conigli che vivono solo di paure. Yahoo! Sono in cima al monte, grido al mondo, sveglia da questo sonno profondo. Sono nato per cacciare una ragione, un ideale che mi spinga poi a guidare il mio branco, a rispettare questo bosco che ci dà tutti i giorni da mangiare, questo bosco che ci offre una casa per dormire, questo bosco che continuiamo a disprezzare e maltrattare. Sono in cima al monte, grido al mondo, sveglia da questo sonno profondo.
Grazie. Si sentiva? Si sentiva? Senti Mauro, Non si sentiva. prima di far cantare gli alpini, dopo... Sì. Bisogna far cantare gli Bisogno alpini. di canto degli alpini. Sorpresa per te. Sono contento di essere qua con questa gente, è veramente bello. Allora vi introduco io. in La questo sindaca momento. dov'è la sindaca? Sempre seduta là sotto. Bimba, vieni qua. No, devi venire qui col vulgo tutto. Non alla tre. Ma dai, gli do io la sedia, mi metto là davanti. Sindaca, Intanto che ci organizziamo facciamo cantare il coro? sì. Adesso ven dopo. Allora, adesso sentiremo un canto che si chiama Tasaoro, che è una poesia di Marco Maiero dedicata alle montagne friulane. Tasaoro è una casera delle Prealpi Giulie, solitaria e sperduta, avvolta dal vento e dalle foglie gialle dell'autunno. E durante la sera con il fuoco si accendono i sogni di coloro che la abitano, mentre fuori il vento trasporta i loro pensieri. A voi Tasaoro. Hai paura degli uomini? Ah sì? È interessante. No, queste Senti Mauro, alcuni anni fa ero andato in un posto, in una città famosa, diciamo Milano, no? E facevano dell'ironia sui cori degli alpini, e invece è una cosa del cuore, una cosa da conservare, una cosa da tenere da conto. Io conosco il coro della Sadele. Cioè oggi si tende a reputare decadente l'anima, a reputare un canto degli alpini che io lo sapevo, tutti con Pine. Peccato che non ho portato l'armonica a bocca, io col Pine, che era del 22, aveva fatto la Russia, cantavo con ecco, ironizzare. Ho capito che i giovani non conoscono la storia,
e qualche volta nemmeno la geografia. Anch'io mi sono perso andando a casa e non conoscevo la geografia di casa mia. Però fare dell'ironia su queste poesie cantate, che non sono altro che il dolore, la morte, i patimenti, la sofferenza delle guerre, credo che sia una cosa molto, molto indegna. Quindi io, che sono stato alpino a Tarvisio, 45 giorni di galera scontati, ma non ero cattivo, ero indisciplinato, perché non può venire uno che non conosco a dirmi mettiti sull'attenti, coglione, si metta lei, brutto stronzo, e avanti CPR. No, io cerco in ogni modo di rispettare la legge, perché altrimenti sarebbe l'anarchia, ma non ho mai sopportato qualcuno, a parte che se uno ti ferma con la macchina, 3 patenti ritirate, ecco, lì hanno ragione, ma mettiti sull'attenti, coglione. O è là. Maresciallo Guerrica, Tarvisio, gli ho dato un destro, sono finito a Peschiera sotto processo. Ma chi sei tu che mi dici di mettermi sull'attenti? Cioè, è giusta. Adesso la Naia è volontaria e sono d'accordo, sono quasi tutte donne, ma perché non eravate lassù anche voi a fare il mio posto, che io sarei stato a casa volentieri? Cioè, sono un uomo, ragazzi, giuro, se c'è da difendere la patria, parto adesso, stasera. Ma lì ero conducente dei muli, da mattina a notte a stradire questi muli, a pulirli, a raffiarli, e non potevi nemmeno mungerli. Avessero avuto vacche, si faceva formaggio, si lavorava, no, devo mungere il mulo, cazzo. Però questo succedeva nel 70, che gran parte di voi erano minuscoli. Però, insomma, se c'è da difendere la patria parto adesso, e so anche sparare bene, gliel'ho detto alla Bianchina. A me il giubbotto antiproiettile lo possono mettere in cantina, perché li tiro qui. Sono stato cacciatore, bracconiere, ecco, questa è la mia vita. Lo so che dirla così può infastidire qualcuno di voi che dice il canarino non bisogna mungerlo. Io sono andato a caccia per fame, signori miei animalisti, canguristi, fraschisti che mangiano solo frasche come una delle mie figlie, i vegetabili fraschisti che mangiano solo. Avete tutti il mio rispetto, però non puntate il dito su coloro che un camoscio vendevano persino le zampe per fare attaccapanni, e i galli forcelli le code nel Tirolo che le mettevano sul cappello delle bande musicali. È facile qui. Noi si andava alla nostra macelleria, era dietro casa perché non aveva soldi. Ecco, quindi quando puntiamo il dito aspettiamo un attimo. Diceva Brodsky, premio Nobel di letteratura, attento al dito indice, controllalo, che è sempre assettato di biasimo. Qui con me ci sono le mie guardie del corpo, Franchino di Cloud, che ha la musica di lì, Mosè, Tony di Maria Rosa, che però non può bere perché al bicap io sono nel cassone. Quindi lui oggi deve fare l'autista e li brucia. E poi non so chi è. Poiana, fai una sonta. Io cerco di rallegrare, no, io con la mia cinica esposizione dei fatti cerco non di giustificarmi, ragazzi, non ho paura, ma di, quando voi punterete il dito, capire, ecco. Parliamo del tuo libro ancora? No, fai fischiare lui, Fischia lui, che dice al Bianchina, ma che uccello è? Ma come, non conosci gli uccelli? Questa è stata dura. Fischia Poiana. Un fringuello. Al sordo. Il tordo? No. Fringuello.
Vai. Senti, allora in questo libro qui, con il pretesto del fuggitivo, col pretesto del fuggitivo, tu ci fai amare la natura, quasi che ti fai anche proteggere, perché tu hai detto che hai cacciato fino all'altro giorno, eccetera, però la natura in questo momento è amica e vuoi farti proteggere. Mi piace questa cosa che hai Però detto. tu lanci anche un messaggio a noi, che la natura non è per sempre, che bisogna saperla curare e soprattutto in un momento come questo mi pare che è molto attuale. Guarda, io ho scritto questo libro e mi hanno detto alla Mondadori che aveva un libro poema, diceva Bukowski, i grandi poeti finiscono sempre in enormi pitali pieni di merda fumante. Lo diceva Bukowski, che era un grande poeta, perché tutte le donne lo hanno inviso, lo hanno marchiato, però era un poeta Bukowski, aveva la vita difficile, quindi bisognerebbe vedere oltre la spacconeria del personaggio che si presenta così. Questo libro per me è non dico il più bello, io non ho mai scritto libri belli, magari, diceva Borges a Macedonio, no, Macedonio a Borges, si scrive, caro figliolo, si scrive quello che sappiamo scrivere, non quello che si vorrebbe scrivere. E come le parole, noi parliamo col nostro vicino, con te, e diciamo quello che siamo capaci, non quello che si vorrebbe. Poi magari andiamo via, ci concediamo dopo un bicchiere e diciamo ma non sono riuscito a dirgli quello che volevo. È difficile aprire le porte dell'anima, è molto difficile, perché basterebbe metterci d'accordo e dire a me piace la sindaca, vieni a dormire con me, che bella che sei, invitiamo a cena, andiamo a vedere un museo, non mi frega un cazzo dei musei a me. E quindi la perdita di tempo, 5 novelle sulle apparenze, Gianni Celati. Quindi in questo libro, non vorrei che fosse l'ultimo, ma ho dei dubbi, ho delle paure, perché mi son veramente... Nel muro, Storia di neve, sono tutti libri cattivi, dove c'era nello scrittore, anche se pur controllato come dire, guidato, attenzionato, ma c'era un istinto cattivo. E noi siamo quello che scriviamo, che parliamo, che diciamo, anche a camminare. Tu vedi uno incazzato, cammina in modo diverso da quello pacifico. Ho preso pretesto a questo libro per una conversione che ho sentita. 2 gemelli, perché c'è il bene e il male, l'ordine e il disordine, il giorno e la notte, la gioia e il dolore, queste robe qui, insomma, che ci perseguitano la vita e ce la rendono a volte qualche attimo anche allegra. Quindi io mi sono detto, ma io sono quello che ha recitato una parte per 71 anni. No, non sono quello. Ho dovuto difendermi, ho dovuto recitare, ma non sono quello. Alla fine ho detto, ma allora ho inventato questa storia, 2 gemelli ottusi, perché c'è il bene e il male, e 2 gemelli, un tizio che ha bisogno di un camoscio, che la mamma sta morendo, vuole, ecco e scatta la scintilla lì, perché lei vuole brodo di camoscio, può essere di gallina, no, vuole di camoscio, perché è qui la psicologia del romanzo, perché lei vuole tenere legato a sé il figlio. I miei romanzi hanno tutti un figlio senza padre, figlio di NN e mammoni, tutti, anche i fratelli Legno. E quindi lui, per soddisfare questi, sta morendo, non riesce a prendere il camoscio, lo ruba a 2 gemelli, che sono il male, alti, ottusi, analfabeti, il labbro inferiore più lontano, più in fuori, i capelli ma questo è stato solo una scusa, e mi dispiace che alcuni si sono soffermati sull'avventura di lui che scappa, perché loro gli hanno detto ti ammazziamo, ma no, vi do 10 camosci, no, ti ammazziamo.
perché ci hai rubato. Ma non era il danno del Camorra, è che ce l'avevano con lui, perché era bello, era forte, ecco, era intelligente, quindi loro non vedevano il pretesto per... Quindi lui scappa e sta 4 stagioni, sta 1 anno fuori, e lì Mosè li conosce, qua, ho fatto tutto il giro degli antri dove andavo con mio padre, con mio nonno, Bosco Nero, la Rizea, l'Andra della Veccia, e lui si rifugiava lì e era riuscito a fare di un inverno terribile una dolcezza. Aveva protetto queste grotte e ha capito con grande sorpresa, ritenendosi anche un imbecille, che quelli che prima uccideva, quelli che prima bracconava, camosci, cervi, caprioli, cinghiali, quello che vuoi, galli forcelli, nell'estremo isolamento della fuga li tenevano compagnia. Lui che credeva di sapere tutto della natura, di strappare robe alla vita, alla natura, adesso li tengono compagnia, e la valanga in un inverno terrificante non è più una minaccia ma un suono. Saint Cebel ha venuto la lavina. Capite? Quando siamo all'estremo soli, è come chi sta in carcere, in isolamento, un ragnetto che se noi lo vediamo qui, facciamo così, lo schiacciamo in un carcere, un ragnetto può essere il tuo amico fidato. E questa è la metafora di un romanzo che ho, e mi fa un po' paura perché io non sono mai stato... Allora, delle due una, o sto per morire e vi saluto stasera, ma bevo ancora 2 bozze, oppure sono diventato scemo. Questa è la realtà. Insomma, la natura è entrata dentro di te. Quindi. Esatto. Senti, tu entra quando ti bevi, sì? No, capì, dimmi. Se senti anche quando bevi. Ma no, guardi, il grande Fernando Pessoa, morto alcolista a 46 anni, leggetevi il libro dell'inquietudine, basta quello, perché la gente che beve è in gamba. La gente che beve diceva, non prende il no, virus. questa è una battutaccia, per carità, non bevete voi, datelo a me, no, state astemi. No, ma Pessoa diceva, pochi conoscono la stupefacente lucidità della sbronza. Cioè, questo non è che io proponga di bere, perché ognuno fa quello che vuole, per carità, ma fare i nascondini. Io non mia mamma beveva e non si è mai fatta vedere a bere nel bar, ma insomma, ecco, abbiamo tutti dei problemi, chi li risolve in un modo, chi li risolve in un altro, chi li risolve con la carriera, chi li risolve nella droga. Io non ho mai fumato, io ho fumato solo vino nel bicchiere, però non è che io sia qui a dirvi bevete, vi sto raccontando quello che mi è successo, e questa è la realtà, da lì non si esce. Quando uno dice, ma potevi, ma Tony De Ma, Franz Macchera, mi ha detto, ma sono morti in Francia, che non so cosa vuol dire, ma ecco, attenzione, siamo in balia di noi stessi, e come diceva Hofmannsthal, e della sorte. A me è andata sempre bene, fino a 2 o 3 anni fa, poi è venuto giù il cataclisma sulla mia famiglia e mi fermo qui, ma è cataclisma serio. Ma non puoi dire perché a me e non a lui, no, stavolta toccava a me. Si riparte ogni mattina da quello che resta. Senti Mauro, aspetta un secondo, una domanda devo farti. La parodia di Crozza, quando ti dice no, togliere, il concetto di togliere. Ma il concetto di togliere è bello, no? Però
l'hanno disarticolato come disossare un maiale quando fanno la festa dei norcini. Cioè, togliere, lo so che l'ho detto in un modo molto antipatico, perché io sono antipatico. È inutile andare lì, trovi una donna, ciao, i suoi occhi sono come fiori di lino, che non so neanche che colore sono io. La invito a cena, abbiamo affinità culturali che non so. Ti dico, senti bimba, vieni con me stasera, senza perdere tempo. Ah, che cafone. Allora, però ho scoperto che ci sono politici famosissimi che pagherebbero crozza per essere, diciamo, imitati. Togliere vuol dire, è chiaro che la mia provocazione era talmente potente che ha spaventato, cioè togliere per apprezzare, ma non solo condividere, cioè se tu vengo qui a Bertiolo, scusi, dov'è che si mangia bene? Allora lei mi dirà, vada alla trattoria lì che andiamo dopo l'enoteca, ma se tu stai 4-5 giorni di digiuno senza mangiare, mangi bene dappertutto. Ecco la teoria del privarsi per apprezzare. E come l'amore, noi non abbiamo capito nulla della tecnica di amare, perché amare vuol dire pazienza, silenzio, accettazione e sopportazione. No, è mia. Allora, l'amore è come una fisarmonica. Franchino qui la suona, eccolo lì, adesso lo faccio. La fisarmonica, se la tieni così, non suona. Troppo attaccati, mano nella mano, una sciaguratezza cosmica. Però se la tieni solo lì, non suona, devi allargarla, la fisarmonica, fargli prendere aria, ossigeno, vita, e poi la chiudi e suona. Ma ogni tanto le coppie devono allontanarsi, no, sono tutte lì. Chi hai visto, dove sei stato, perché sei rientrata a quell'ora? Questo non è amare, questo è paura, insicurezza, gelosia, fragilità. Amare vuol dire silenzio. Se io vado a casa con una rumena di 30 anni, mia moglie se mi ama, vi faccio il caffè, portatela a letto. Rompete i coglioni. Ma Facciamo suonare. Sì, ragazzi, dai. No, fate suonare. No, ma è così, siamo demagoghi, orpo. Io gli ho detto subito alla sindaca, ma come ti permetti? Ci provo. Sacramento, via. Si sente adesso? Si sente? Purtroppo questa canzone è una canzone che c'entra con i giorni nostri. Non dirmi amore che questa qua, la vita promessa da Dio chi lo sa. Se questo è il presente, se questa è la realtà, allora dimmi come il futuro sarà. Come la pace andare avanti potrà. Se esiste il purgatorio, se c'è anche il paradiso, allora dimmi come l'inferno sarà. Come l'inferno sarà. Come l'inferno sarà. Non dirmi amore che questo qua, il mondo costruito con principi di bontà. Nel telegiornale, nella vita normale, gente che ammazza perché ha perso la ragione. Magari per Dio, usando il suo nome, paura di volare. Se non si può più amare, allora dimmi come l'inferno sarà. Come l'inferno sarà, come l'inferno sarà.
dirmi amore che è questa qua, la tanto nominata bella società. Programmi sul mangiare, gli eccessi di un maiale, ancora subito dopo un bambino che muore. Ma con €1 al mese lo potrai salvare, ipocrisia sociale, coscienze da pulire. Allora dimmi come l'inferno sarà, come l'inferno sarà, come l'inferno sarà. Non dirmi amore che nell'aldilà di un posto peggiore c'è la possibilità. Chi parla di fuoco, chi parla di fiamme, io credo che al caldo ci siamo già. Non senti bruciare l'anima, non serve guardare lontano nel tempo, io credo che all'inferno ci siamo già. Sotto all'inferno ci siamo già. Sotto all'inferno ci siamo già. Mauro, Grazie. adesso c'è una sorpresa per te. Tu hai fatto servizio militare a Gemona e a Sì, e a Tarvisio. ero a Gemona effettivo, ma E poi se l'ho io ti fatta a dico Tarvisio. Renato Roberto, cosa ti... Mi viene in mente Qualcosa? amici che abbiamo fatto la naia E assieme. se sono qua, per esempio? Ma allora beviamo una botta. Dove sono? No. Dai. Prego, Chiamali. Renato e Roberto, venite sul palco. Eravamo giovani come le stagioni, ora... Ma dov'è lo? Roberto, Pavello, e Renato. Che emozione. Vedete, mi fa paura, mi fanno paura questi incontri, perché io li ricordo, questi ragazzi di 20 anni, dice, e adesso me li vedo qui che sembrano vecchi, e io mi dico, ma io chi sono? Antico come la terra. Avevi 20 anni anche tu quella volta. 20 anni, ma sono ancora valido con una pastiglia. Ma... alla 15ª, alla 13 con Bernazza. Bernazza, Sì. e alla 13 poi c'era Casalotto e Mazzaroli. Ma no, siediti qua. E ti ricordi al campo estivo cosa hai fatto col mulo? Che Ecco, è caduto questa- nel torrente. Sì, e tu cosa gli hai detto quando alla casera Malins, a casera Pestou o Verso? Ah, non mi ricordo, prova, aiutami tu. Allora, allora da casera, non so se da casera Malins o casera Pestou, sopra Sauris, Questi qui sono o inverso. battaglia. Racconta la storia del mulo. Sì, o inverso, allora si faceva la marcia che era il campo estivo. Mauro era stanco di andare dietro il mulo, gli ha detto al mulo, tu vai su, io vado per la mia strada, ha preso la montagna diritta, è andato su, andato su, e il mulo quando ha fatto i 2 o 3 tornanti non è andato con gli altri, è andato dove era seduto lui, perché ogni mattina prima del campo estivo le dava il pane e la galetta. E quel mulo lì si buttava nella marcia 2 o 3 volte ogni 3 ore. E con lui è sempre andato avanti. Si chiamava Innata, la mia mula si chiamava Innata e gli volevo bene perché... però a sentire questi ricordi, eravamo nel 70. E all'Aquila che sei andato al processo del Vajont? Sono andato al processo, ma arrestato, ma a me mi sono sempre stato arrestato, non lo so perché. Forse sembrava un vento. Ma che bello trovare. Ma allora voi che siete lì nel palco. Tuo cugino. È morto, sì, sono morti tutti quelli dei 50 miei amici. Sono rimasto io in 2. Allora, secondo voi abbiamo ancora una parvenza di gioventù noi 3? Guardate che noi qui, artiglieri alpini, con una pastiglietta blu, vi facciamo fuori tutti. C'è qualche farmacista qui, indulgente, che ci dà. No, vieni qua, siediti qui. Dai, se bevo un gotto.
Senti, io dovrei credere alla sindaca dove è un bagno perché mi sto pisciando addosso. No, perché ho bevuto. No, preferisco pisciarmi addosso. Mauro, Che bella gente. Coro, un canto per i vecchi alpini qua. Mauro, rispondo a chi sta Che facciamo? domandando. Tu ti sali alpin a Tulmies, con te, con Casalotto, l'abita qua, cosa per Casalotto? No, gli ho detto che venga stasera a Casalotto a Milcare. Io ho fatto il militare a Tolmezzo Ma sei più giovane tu. e dai spiriti. Allora, io ho avuto l'occasione di incontrare un personaggio che è attaccato a discutere dalle montagne, dai sentieri, dalle cengi, dalle creti. A me ha toccato Tase, Perché? perché conosceva più di me. Sai che si chiamava? No. Carol Wojtyla, il Papa. Io ho fatto scalate con la guida di Wojtyla, che si chiama Lino Zani, quelli che abbiamo fatto linea bianca l'altro giorno, e lui ha fatto tutta la vita col Papa. Sì, io ho incontrato anche questo qua, sono stato 10 minuti con lui, ho le foto lì, no? Perché volevo che venisse Erto a fare una messa nei 60 anni del Vajont l'anno prossimo, ma è tutto organizzato. Lui mi ha detto che non decide nulla. Il Papa è una figura ieratica e potente, ma che fanno i programmi sono quelli scalzacani che li girano attorno, capite? Quindi se viene su buon, se no pazienza, però sono andati dappertutto, anche Presidente della Repubblica, abbiamo invitato 1000 volte Napolitano, ha detto giustizia è già stata fatta, l'altro Presidente Leone prometteva giustizia a Longarone con 2000 morti e 3 mesi dopo difendeva l'Enel come avvocato, capite che l'uomo o la donna o l'essere umano deve fregiarsi dell'aggettivo lealtà, leale. Non puoi dire una roba. Poi le cose svaniscono, le cose si perdono. Perché amo gli alpini che sono stati? Perché rimaniamo puri. E dove c'è da lavorare, da fare qualcosa, sono gli alpini. Non è Draghi che ha maneggiato l'economia dell'Europa, adesso guarda gli occhi in su. Sono questa la gente. E se noi, diceva Borges, scegliessimo i nostri governanti in base alle loro biblioteche e in base ai loro studi e in base alla loro umanità, io dico come hanno gli alpini, forse il mondo piangerebbe meno. Oggi ti metti in lista e vieni votato, ma non è detto che hai capacità di capire o di fare delle cose, perché io aspiro a un'autonomia regionale. Qui i friulani sanno cosa serve loro, sanno se serve una strada. Su da noi c'è un bosco, adesso vado fuori della regola, ci sono boschi tagliati nel 40, si potrebbe vivere 50 anni assoluti di legname, non puoi fare una strada, perché gli ambientalisti, quelli col culo seduto a Milano, ecco, e l'UNESCO, patrimonio dell'umanità, ma se muoio di fame, che cazzo me ne frega del patrimonio dell'umanità? Questo può andare bene a Courmayeur, a Cervinia, a Corvara, a Cortina, ma Erto, fai una strada e viviamo. Su nel Comelico li hanno annientati. E chi era quello che decideva? Fatemi fare polemica. Uno di Venezia messo lì dal governo, che non sa, quando gli ho chiesto sa dove è il Comelico? No, però aveva messo i vincoli ambientali, perché quando uno non sa fare un cazzo
cosa fa? Proibisce. È ora di svegliarci. Noi sappiamo qui, ecco, dai, su. Ma guardate che io sono come un vecchio salmone rachitico, io starei già bene. Potrei dire chi se ne frega, che s'arrangi, ma non posso vedere le ingiustizie, su. Allora vi spiego l'ultima. Il sindaco di Erto, qui c'è il vice sindaco, il mio amico Mosè, dov'è? Allora, su da noi c'è una galleria dove devi aspettare 7-8 minuti per non fare 500 metri di galleria, Ponte a Messina, ecco, quindi devi aspettare. Adesso stanno, ascoltate, ma martedì glielo dico alla signorina che becca in terra, perché non si può dire epiteti. Allora, stanno bonificando questa parete che è pericolosissima. Se voi venite da Longarone verso Erto, ci sono 8 minuti che sei sotto la spada di Damocle. Ecco, allora adesso stanno bonificando, hanno bloccato i lavori. Qui bisogna reagire, ragazzi, ma non a livello friulano, a livello veneto, a livello... Hanno bloccato i lavori perché bisogna bonificare la parte alta, metterla in sicurezza. Però nel frattempo tu puoi stare 8 minuti sotto i massi che ti spaccano la testa. Questo qui è l'Italia. Cioè, non possono fare la bonifica perché bisogna aggiustare sopra, ma nel frattempo tu puoi stare 8 minuti lì sotto questa. Io sono stanco di ciarlatani politici. Vorrei che qualcuno qui a Bertiolo, la gente in generale, sa cosa gli serve. Poi si cerca di metterci d'accordo, alcuni diranno no perché ce l'hanno con lui, ma si trova una via anguillante, una via di mezzo. Ma questi qui scelgono quello che ha proibito un piccolo impianto in Comelico, che sarebbero vissuti bene. Era uno di Venezia, un funzionario messo lì da chi? Dalla politica. Veramente ho voglia di sparare ogni tanto. Senti, Mauro, chiudendo perché adesso devono darti il riconoscimento. Bisogna chiudere. Una canzone loro e una canzone Ialpini. Cosa dirai a Bianca la prossima volta? A Bianca Berlinguer gli ho detto l'altro giorno se si era mai fatto il lifting. E gli ho detto no perché ho paura, mi dicevano. Io gli ho detto me lo son fatto in un certo punto. Martedì esporrò il mio lifting. Lo metto su un tavolo. Io ai so ballons, diceva bene. A Mosè, dov'è il Mosè? Allora, io vi chiedo scusa di queste, però penso di avervi tenute un po' anche lei, ho bevuto un po', mi scappa da pisciare che muoio. Nei teatri ci vuole un bidet, non bidet, come si chiama? Un secchio. No, aspetta. Allora facciamo cantare i miei figli d'arte, gli alpini, una chioccolata ed è 52, 2 anni più giovane. Ah no, 51, buono. E dopo, dopo passiamo all'ufficialità? No, dopo vado all'enoteca perché ho trovato un ragazzo qua che mi ha detto che c'è un'enoteca. Sì, ti portiamo dopo all'enoteca, però prima dobbiamo darti il premio. Allora io direi, adesso cediamo la parola alla musica. Ma cos'è sto Se premio? vuoi, Un po' di vino? Adesso subito, anche quello. Anche vino. Ah, qua con noi. Che bella serata, guarda. Avevo bisogno di un po' di evasione. Ero lì nelle terre estreme. No, sta qua. Ci vediamo dopo. Salutiamo i miei commilitoni che nella loro modestia mi aspettano lì. Grazie. Prego ragazzi, potete cantare. Allora chiedo gentilmente alla dottoressa di portarmi a fare la pipì. Ma dov'è? Lasciamoli cantare.
sente niente? Su. Si sente qualcosa? Non so se ce la faccio ad urlare. Nessuno sente niente? Franco Giordano? Facciamo questa canzone prima del coro, che è dedicata alla mia mamma, però prima del coro, che è proprio l'apice della serata, ci sarebbe anche Franco Giordano che poi vi farà sentire un pezzo prima del coro che ci farà finire queste serate in maniera ottima. Comunque alla mia mamma. Penso agli occhi di una donna che hanno brillato quando quella sera di colpo sono entrato. E gli stessi poi svanire nel buio di una notte. Quando il sole è nato è cambiata la mia sorte. Un attimo puoi stare sopra il cielo a cantare, in un attimo poi precipitare. Ma ricominciare. Penso agli occhi di un'amica che ha visto il suo futuro con tanta fatica dentro il suo lavoro. E gli stessi poi bruciare nel fuoco di un dolore. È vero, il sogno ardeva, ma si è spento in poche ore. In un attimo puoi stare sopra il cielo a cantare, in un attimo poi precipitare. Ma ricominciare. Penso agli occhi di mia madre quando sono nato, nel bene e nel male, lei mi ha sempre amato. E gli stessi poi guardare un figlio scapestrato a cui ha dato il cuore, ma un giorno se n'è andato. In un attimo puoi stare sopra il cielo a cantare, in un attimo poi precipitare. Ma ricominciare.
palma del coro che chiude in bellezza. Ditemi cosa devo fare adesso. Ah sì, No, prima il coro. No, prima gli uccelli, digli alla Bianchina. Va bene, allora, Vengo lì con aspetta, voi. Tordo. il tordo Bottaccio. Ah sì. E allora, prima della premiazione, diamo voce di nuovo al coro con un canto Cercheremo. Vieni qua vicini. Perché qui dentro c'è una signora che gli ha puntato a lui e me l'ha. E allora adesso lui gli fa lo signore a lei, ma non si può dire chi è. Ma non è nessun per me che faccia un canto disperato. Grazie. Poesia, vedete, bisognerebbe, io l'ho portato anche da Bianchina, ma non capisce niente di uccelli. No, è questa la vita, l'anima dei paesi, della terra, della periferia, della provincia, che non è detto che non sia valida, cioè
prendono come dei poveracci, no? Invece abbiamo poesia. E quando noi riusciremo a contaminare o a inoculare nelle città dove a Capalbio, che vanno lì gli intellettuali, se gli dici di accendere un fuoco muoiono assiderati. C'è un bel libro di Jack London, accendere un fuoco. Ecco, riuscire non a fare di qua i provinciali come io lui e di là gli intellettuali, poi la sinistra era sempre intellettuale lei. Ecco. Avviciniamoci, scambiamo, no? Facciamo, io ti do un qualcosa e imparo qualcosa. La vita è come un trasloco, qualcosa si perde e qualcosa si ritrova, invece no. C'è una distrazione. Io ho capito, ma adesso voglio capire che premio mi danno, perché se alcune casse di vino va benissimo. È il momento, io direi, della parte veramente ufficiale. Che metafora. Non mi ricordo più di... Aiutami. No, ma dopo li saluto. No, adesso Ascolta, io ho bevuto un po', però sono all'1% della mia sopportazione alcolica. Quindi non è inutile che domani diciate era ciocco. No, non ero ciocco, ero timido e friabile. Ero timido e insicuro. Ero timido e spaventato e mi tengo a galla con quello che si può. Comunque la sindaca qua adesso la mi ha attizzato. Naturalmente è un gioco, l'abbiamo imparato a conoscere anche alla TV il nostro Corona. E martedì la saluto a carta bianca, la sindaca di Sì, ma avrò un momento di... Ma come ti chiami? Eleonora si chiama. Allora, ma devo scrivermi, perché sennò martedì con la biancuccia, dico saluto la sindaca di Bertiolo, Eleonora, ma posso dire anche il cognome. Tira fuori a vieni qua. Che quando l'ho vista mi ha fatto battere il cuore. No, che poi è gelosa, è gelosa Bianchina. Ma chi è gelosa? No, adesso... Vuole sposarsi, non ha capito un cazzo. Adesso però, Mauro, arriviamo alla parte ufficiale, perché tu sei qui e noi ti ringraziamo veramente per questa serata, per avercela veramente regalata, sei sceso da Erto a Bertiolo, per regalarci questa serata, questo dialogo molto veramente simpatico, non so come dirlo, è stato un piacere averti. Però adesso, chiamalo adesso estemporaneo. Il premio, voglio capire cos'è sto premio. Adesso allora ci sono 2 generi di premio. Allora il primo è proprio quello ufficiale che tutti gli anni viene dato al Friulano Doc, che è un'opera orafa, che adesso la descriverà la nostra Sonia, fatta da un artigiano orafo, accompagnato, perché sono vini DOC per un friulano DOC. E già qua si fa interessante, tu direi, giusto? Perché in questo non si mettono i gerani come appunto nell'altro, però ci sono i vini che si sono classificati. C'è vino di premio? Assolutamente, ci sono i vini che sono stati premiati e, come dicevo, quest'anno c'è una particolarità, sono 2 vini che erano esequo, allora anziché uno ci sono 2 tipi di vino e vengono dati, e questo diciamo è la parte ufficiale, e dopo ci sono altri 2 doni che vedremo dopo. Io cedo la parola a Sonia per la descrizione del premio e chiamo chiaramente il presidente Marino Zanchetta, che consegnerà direttamente il premio a Mauro Corona. L'opera che questa sera verrà consegnata è un riconoscimento ed è stata realizzata dall'orafo Giustiniano Paravano. Essa rappresenta il nostro Friuli, proiettato nel mondo grazie a Bertiolo. Viene raffigurata l'uva, simbolo della tradizione del vino di Bertiolo, ma soprattutto rappresentativa di un prodotto della terra legato alla nostra cultura.
Ed è proprio dalla cultura che parte un richiamo naturale verso quelle persone in grado di valorizzare, divulgare e memorizzare nel tempo i valori del nostro Friuli. Questo connubio è rappresentato attraverso un grappolo d'uva e le foglie della vite, simbolo della zona di Bertiolo che abbraccia la penna, lo strumento con cui un friulano doc Stavo bevendo qui firma... adesso. Concludo. No. Concludo un attimo, una riga e sono pronta. Allora, un friulano doc firma capolavori che riscaldano mente e cuore di tutti i friulani del mondo. Andiamo? Sono commosso, non lo dico. Questa è la parte che rimarrà nella storia, quella nel palato arriverà dopo. Arriverà dopo, chiaramente, giustamente. Ma che no? alla fine, insomma... Ma questo qui, Quello. quando venite a Erto, sulla Tana dove vivo, lo vedete in vetrina questo. Gentilissimo. E guarda. martedì... E martedì a quella signora che se butto il riso per terra si inchina a beccare, però non dico niente. Trattale bene le donne, le tratto bene io. Vedi. Dirò e esporrò questa targa, questo premio, questo riconoscimento a carta bianca. Dico, guardi che la sindaca e tutto il popolo di Bertiolo, la comunità, il popolo, la comunità mi hanno dato questo premio, Bianchina. Noi sicuramente ti saremo grati di tutto questo. E io non verrò mai a Roma finché c'è gente nella mia terra che mi dà queste cose. Ma venga giù. Allora, la motivazione chiaramente... Aspetta che io mi leggo la motivazione e me la leggo qui. Dopo facciamo anche quello, non c'è problema. La motivazione chiaramente... La motivazione è una roba seria. Sto qua va là, Bruno la dita. Ci vediamo dopo in enoteca, dai. Sì, in enoteca. Allora, sì. allo scrittore e scultore Mauro Corona, premio Vini Doc per un friulano doc, 73esima festa regionale del vino friulano, Bertiolo 2022. 73esima edizione? Sì, 73esima edizione. Quindi la mia età quasi. Sì. No, giusto. Guardate ragazzi, io adesso sono un po' su di giri, però diplomatico, ma sono veramente contento di aver visto gente che mi voleva bene, che è stata attenta qui. Poi adesso non so cosa succede qui. Adesso la chiaramente... programmazione, io intanto... No. Intanto il premio. No, ma questa qui è la clessidra, quando la giro non viene più via niente, andiamo via. No, allora intanto il premio... Dammi e dopo... la foto con la sindaca. E dopo, sì appunto, chiaramente... Le metti sulla macchina di moto. Ma dobbiamo fare un po' di ufficialità, giustamente, no? Allora, intanto ringrazio Mauro Corona per tutto questo e chiaramente tutto questo è dovuto grazie un po' alla pazzia nostra che il mese di ottobre l'anno scorso abbiamo iniziato a fare le prime riunioni, ma chiaramente anche a tutte le aziende partecipanti, aziende vinicole, che ci danno l'opportunità di fare questa manifestazione, aziende che, come diceva anche il sindaco e come ho detto prima io, giustamente hanno, questa è la fascetta che dobbiamo chiuderlo dopo, le aziende che con il miglior vino friulano hanno vinto quest'anno, quindi io inviterei sul palco un attimino le due aziende vincitrici, quindi l'azienda vinicola Guerra Albano e l'azienda agricola Rosselli, un attimino che consegniamo il premio. Giustamente faranno la foto anche loro assieme a te. Dove sono gli autori del vino qua? Ecco qua. Uno.
Questa qui la apriamo subito. No, scherzo, no. Guardate, mi sembra quasi di approfittare. Guarda che roba. Quanti gradi ha? A pochi. No, sono quelli giusti. Allora, vedete, io sono un uomo semplice, complicato nell'anima, ma se tu mi regali un Rolex e questa roba qui, io preferisco questa. Perché? Grazie. Allora, solo una. Mettila. Io non so come ci si comporta quando ti danno premi. Stavo bevendo il microfono, convinto di avere il bicchiere. Grazie. Guarda, ma adesso sono talmente abituato a tenere il bicchiere che stavo facendo così, ma ho visto che non c'è lì, perché Poiana è intimidito. Invece Poiana, cosa ci fai adesso? Un uccello, digli alla Bianchina, le faccio vedere sentir ciò. Fermati. Grande promoter del vino, no? Quando la Dolomia mi ha chiesto se volevo fare la promozione ma non ci crede nessuno. Ma vi vedete a me che bevo acqua Dolomia? Però avevo proposto, dammi qua il microfono. Avevo proposto un ibrido, cioè beviamo vino, poi quando la mattina stiamo male, che abbiamo fatto ciocca, beviamo Dolomia, ma non gli è andata giù questa idea. Allora, io vi ringrazio, questo qui di chi è vino? Ma sempre lui? No, è un'altra azienda. Ma allora, Dio buono, scusatemi dai, sui cioc. Ripetiamo le due aziende Allora, vincitrici, ripeti le due Marino. aziende. Le ripeto io se vuoi. Allora, L'azienda è Roselli di Mereto di Tomba, Di Roselli della Tomba. Rovere, di Che è Mereto lei. di Tomba. Roselli di Mereto di Tomba. Ma cos'è? Rosso qui? No, friulano. Allora, Bevo i premi di tutto, anche foglie. riguardano il vino friulano e quindi è chiaro che consegniamo il vino rosso, il vino bianco, scusa. Sì, ma guarda che non... E invece da questa parte abbiamo l'azienda agricola Guerra Albano. Guerra Albano che è quella... Sì, di Montina di Cividale. Allora, posso parlare in TV che mi avete dato sto vino? Certo. Va benissimo. È un prodotto nostro e quindi perché è chiaro sono che dobbiamo tutti- fare un po' di promozione, no? La devo fare io, se posso aiutare, faccio promozione martedì, metto la scatola lì davanti, Gentilissimo. è anche la tua, ma è bianco questo. È tutto friulano. Sentite un attimo, allora io chi produce vino ha tutta la mia stima, vorrei che si sedessero qui questi signori, anche tu. Questo qui lo bevo andando a casa stasera. Quando mio nonno, mio padre mi ha detto, quando sono diventato un po' noto, attenzione, non famoso era Sabin che ha inventato il siero antipolio, ma io sono diventato noto, ho portato una bottiglia a mio padre che è morto vecchio, ma vecchione, io ho detto, è una roba buona, gli ho detto, no? È un vino di 8 anni imbottigliato. Ma ce ho fatto alla se lo imbottigliai a te. Come avete fatto a lasciarlo lì 8 anni? Capite le cose? Poi fanno così. Io vorrei darvi ancora qualche pillola di allegria. Allora, prima perché non ne stappiamo una? prima A delle sentire come sto. delle ultime pillole di Mario Corona, io ringrazio Mario, son Mario adesso, vabbè. Mauro. Va bene anche Mario. Oh, yeah. Abbiamo altri 2 doni, questi diciamo sono i doni ufficiali del premio, però abbiamo altri 2 doni che proprio per la simpatia e per l'affetto volevamo dare. Sempre vino. Anche vino, questo te lo regala Pietro Pittaro ed è una
diciamo qualcosa di molto Ti hai particolare. mai avuto una bottiglia così? Io se ti sono più brutto... Un Si artista, riesce a togliere la bottiglia che la facciamo vedere, perché è bello. fallo vero? vedere. Ti so Che me, riusciamo- se ti so me. Tutto bene, compagno? Insomma, dammi una bottiglia con la mia figura qui, mi commuove. Però non immaginate che io la tenga lì, tengo il vuoto. No, tengo il vuoto, che vale lo stesso. E poi lo riempi di acqua dolomia. No, Dopo? non vai vuoto. Ma chi ha fatto il disegno? È una ragazza, Peter. Ma perché non era qui allora, per ringraziarla? La ringrazio a nome tuo. Ben, dilli che stasera per andare a casa ne abbiamo. Ciao, grazie, ma che bello. No, ma vorrei che salutassi questa ragazza che ha fatto il disegno lì della mia faccia. Mi piacerebbe ringraziarla, ma poteva essere qui. Condividere. Sta ferma, non rompetemela. Ti so sul cretli, No, ma la figura può anche andare in malora, ma il contenuto no. Sono diventato materialista. Ma è davvero, che voi. Se dovesse rompersi uno diciamo il disegno, non ho il vino. Il disegno, vabbè. Ultimo pensiero, questa è una cosa un po' simpatica. Prego. Che se vai da Bianchina, se te la metti... Ma secondo te non me la metto? No, ma è piccola. Ci stai? Ma non hai una misura più larga? Vabbè, ma secondo voi non me la metto? Perché non si potrebbe fare pubblicità? Li mando a cagare, io vado via. Non è pubblicità, eh? C'è scritto Bertiolo, Friulano Doc 2022. Basta, festa del vino di Bertiolo, non è pubblicità. Sì, ma se mi dicono, sentite, io non ho paura di andare lì. No, Vado fai con tu. questa, ma allora sintonizzatevi sul pollaio. E metto sta qua. Dico, cos'è quella roba lì? A Bertiolo, la sindaca, che gli aveva fatto anche proposte oscene, però ecco. Perché c'era la festa del vino, sì, lei doveva venire su. Stasera mi sono giocata la mia reputazione di amministratore, proprio... No, non è vero. Ma continua a bere il microfono. Tira via che là. Vabbè. Tieniti qua. Non andrei più via. No, non andrei più via davvero, insomma. No, la porto martedì. Sì, ma tacca la televisione, che non faccio mica storie io. Dico, Bianchina, cosa sta qua? Bertiolo, venga Bertiolo alla sagra del vino. Ma io non bevo, lei è sempre ubriaca di prosecco. Ragazzi, Bene, Mauro. continuiamo. Sono le 11, adesso non so cosa mi dici. Ma ha detto che era in enoteca qui, perché fino adesso, per fino quello, adesso dopo- mi sono scaldato. No, Adesso si dall'enoteca va a dobbiamo bere. fare 4 passi. No, vogliamo... Allora vi dico una roba, quando morirò, quindi fra 8-9 mesi, mi faccio bruciare. Rispetto tutte le vostre scelte, seppellito. Io mi faccio cremare, ma siccome non mi fido della moglie, mi farò cremare vivo. No, non sta a ridere. Mi faccio perché la moglie non vede l'ora di portarmi i fiori e vederli là da sotto, ma non le darò questa soddisfazione. Le ceneri, ne lascio un po' anche qua se volete. E faccio scrivere, qui giace.
l'ho presa da un libro, qui giace Mauro Corona, sarei Maurizio ma abbreviato, uomo iniquo e perverso, pregare per lui è tempo perso. Viva la vita, grazie. Sei una donna in gamba. Che facciamo adesso? No, Io stapperei una di queste bozze che mi hanno dato qua. studiarla attento. Parte del coro che ci canterà uno dei canti più amati da noi friulani, Stelutis Alpinis, e poi un canto degli altri musicisti e un cin tutti insieme si va in enoteca. Signore le cime, lo sai? Ma dai, fai Steluti. Guarda che so suonarla con l'armonica. Steluti, dai, magari. Vecchi alpini. Io lo so che vi ho anche antipaticizzato, però sono così. Se mi fermavo meno sui bar della Valcellina, ma mi hanno ucciso e la sindaca ha capito. Guarda che indulgente che è. Sembra una mamma affettuosa.
Ma solitamente dove non troviamo tanti amici non suoniamo questa canzone, è una canzone un po' volgare. Però visto che ci sentiamo a nostro agio la suoniamo molto volentieri. Una sera siamo finiti in un locale e abbiamo visto una cosa che ci ha un po' incuriosito. È stata una serata movimentata, è stata una serata esagerata. Musica e canzone, tante birre, poncho con la femmina è mudando noi bardon. Y dicea que le era otra bionda bella, ma era una gran porfela. La pesea de escena modela, la secha mea, Antonella la porfela, Antonella la porfela, Antonella l'era una porfela. Ci scusiamo fin da ora con chi si dovesse chiamare così. Comunque a quel punto ci siamo avvicinati per vedere com'era. Noi son deste là e la si aggira, l'era burta come un baccalà. Son tornata al banco, parbese in altro bianco, ma ella non è appimola. Mi diceva che era una bionda bella, ma l'era una gran porfela. La pesea de escena modela, la secha mea, Antonella la porfela, Antonella la porfela, Antonella l'era una porfela. Alto da via! Questa Bertiolo sarebbe la morale, potrebbe capitare a tutti voi. Se ti sente di che una tosa lena bella, guarda che non sia Antonella. Scusatemi. Buona serata. No, volevo chiamare su Fabrizio. Dov'è Fabrizio? Vieni qui con noi qui. Un alpinista, dai. Coraggio. Scalatori. Noi ormai, gli ho detto anche alla Bianchina, siamo più abili sul verticale che sull'orizzontale. Vecchio alpino. Questo è un amico, un rocciatore, ma veramente uno modesto. Io sono uno spaccone, però lui è una persona seria e grande rocciatore. Lui è capace anche sull'orizzontale, io solo sul verticale. Gliel'ho detto alla Bianchina. E se la piglio. Viva la vita! Salute, ecco il microfono. Io devo dire che Mauro l'ho conosciuto che era un ragazzino e... Microfono. Ci ho chiesto. Pensavo che l'avevo solo sentito nominare dal mio collega di lavoro che è Roberto, che ha fatto la naia con lui. E quello che mi ha raccontato mi ha fatto capire che uomo era Mauro. Negli anni ho avuto la fortuna di conoscerlo, cominciando ad andare a arrampicare e ho imparato a arrampicare sulle vie che ha fatto lui. Perché molti non sanno che la falesia che c'è a Erto, poco prima della diga, ha iniziato a costruirla, a attrezzarla lui per poter allenarsi in alpinismo. E negli anni è cambiata anche l'arrampicata. E mi piacerebbe, negli ultimi anni ho messo su famiglia, quindi non ho avuto tempo di andare a trovare spesso Mauro, però mi piacerebbe parlare con lui di alpinismo. L'ho visto fare cascate di ghiaccio, che è la mia passione, e niente. Mauro è quello che è un uomo vero, come ha detto la sindaca. No, vero, con le pastiglie blu, altrimenti non sono più tanto vero. No, ma questo ragazzo, guarda, sapete cosa mi ha conquistato? A parte la capacità di arrampicare, che è un uomo mite, modesto, però la dolcezza. E quindi io, che sono uno spaccone, un arrogante, un provocatore, alla fine mi rifugio dove? In queste persone qui, e ce ne sono parecchie. Quindi... Beh,
C'è da ringraziare Mauro che ai tempi c'era lo zoo di Erto e c'era un gruppo di ragazzi alpinisti che arrampicavano forte e quindi è stato merito suo anche di tutto quello che è stato fatto. Grazie a Mauro. Allora, ma andiamo a questa. No, guardate davvero, adesso vi vedo tu. A me un po' mi imbarazza davvero, perché mi sembra di avere troppi onori, troppe cose, come diceva Macedonio Borges, temo in qualsiasi momento che la gente scopra, ma pare l'ho detto prima, ma siccome non mi ricordo, Borges dice a Macedonio, temo in qualsiasi momento che la gente si accorga o scopra di avermi dedicato troppa attenzione e alla fine di reputarmi un inetto o un incapace, anzi entrambe le cose assieme. Io veramente adesso, siediti un attimo con noi qui, cioè a me fa piacere questa, cioè c'è gente di fronte a me che è venuta qui per me, un po' mi imbarazza, un po' la vanità non è mai sazia, però davvero da un lato sono felice, uso poche volte questa parola, e da un lato un po' mi impressiona, mi sbilancia, perché nonostante alcuni anni che non sono ancora assuefatto, non sono ancora abituato a questa attenzione verso di me. E quindi vedete anche stasera ho cercato di sminuirla, di dissiparla. Io ho visto serate con persone, scrittori che mettono lì l'orologio e ti parlano, una noia mortale. Sono qui a parlarvi della cultura mitteleuropea, mettono lì l'orologio perché il loro tempo è prezioso, cioè 3/4 d'ora, poi sono morti col pannolone sotto il culo. Cioè, io voglio stare con voi, ma non perché fingo, perché io ho bisogno di voi, io ho bisogno della vostra energia, anche negativa se qualcuno ce l'ha, perché no? Perché no? Neanche Gesù ha messo d'accordo tutti, ne hanno piantato 3 chiodi per risparmiarne uno. Qui c'è un mio amico che mi porta i sigari profumati, è lì, c'è questo che vende anche i miei libri, non mi ricordo, Flavio, scusa, cioè una persona che senza cavalcare, diciamo, la notorietà dell'energumeno, prima ancora che io mi portava dei sigari, delle penne stilografiche, cioè la riconoscenza non deve essere un sentimento di neve che appena ti va bene, appena arriva il sole si scioglie. La riconoscenza va messa in frigo, cazzo, è l'unica roba per cui adotto il frigorifero, perché io il vino non ho bisogno di metterlo in frigo, me lo bevo prima. E questo ragazzo qui, Flavio, quindi l'affetto di un qualcosa che non è fatto perché sei corona cialtroni, ma perché abbiamo bisogno l'uno degli altri. Io stasera che mi siedo lì all'Enoteca, ma dove sta l'Enoteca? 100 metri e arrivi. Sì, ma tu hai un volto desideroso. No, e la comunione vuol dire stare assieme agli altri, bere un bicchiere. Una volta ero a Pordenone, ma tanti anni fa, ero andato lì al bar vicino al municipio, su bar, il commercio, bar municipio, c'era Bruno. Sono andato dentro e siccome non mi piace bere da solo, c'è solo una roba da fare in 2, il resto, ho detto lì, un bicchiere di vino. Bruno, che aveva tutti i segreti dei politici del Friuli, erano 4 signori lì seduti, gli ho detto dia da bere anche a questi signori, perché io sono fatto così, non mi piace consumare da solo, proprio rachiticamente nostro. Aspetta cosa manda. Ma lei chi è? Come si permette? Chiamiamo la polizia? No, voglio bere assieme, gli ho detto. Cioè, a volte la gentilezza è presa per un sospetto.
Siamo fatti così. Quando uno dice alla sindaca mi piacerebbe fare una notte con te, come ti permetti? Ti dico quello che penso. Magari in un fienile, violenza sulle donne, ma allora Io direi che qui ci possiamo fermare. Vabbè, è meglio fermarci qui. Esatto. Ringraziamo di cuore Mauro Corona, abbiamo fatto 2 ore di una lunga chiacchierata tra simpatia, battute, scherzi e però tante riflessioni che secondo me ci portiamo a casa e che troviamo... Pensa a quello che le ho detto. E le troviamo anche nei suoi libri. Noi ti ringraziamo di aver accettato questo nostro premio. Ma tutta sta gente qui adesso la portiamo all'Enoteca o no? Forse non stanno, avremo qualche problema di assembramento. Chi vuole comunque ci dirigiamo all'Enoteca della Proloco. Fregatene lì e diciamo che è una degno finale di questa serata. Ho visto bella gente che mi ha voluto bene. Stasera andando su abbiamo qui le scorte. Andiamo nella Valcellina, nella patria, come disse Claudio Magris, patria orrida e tenera. No, noi non possiamo chiudere così col bere. Io direi chiudiamo con adesso loro, lei mi ha avviato e dobbiamo concludere. Adesso chiudiamo sul cappello degli alpini con il coro ANA. Salutiamo tutti e ringraziamo di nuovo se abbiamo voglia di stare qui, perché non stiamo qui? Ma abbiamo bottiglie qui, abbiamo tutto. Sul cappello che noi portiamo c'è una lunga penna nera che a noi serve da bandiera. Su per i monti a Guerreggia, poi là là. Su per i monti che noi saremo. Coglieremo le stelle albine per portarle alle bambine. Farle piangere, sospirare, poi là là. Su per i monti che noi andremo. Pianteremo l'accampamento. Brinderemo al reggimento, viva il corpo degli alpini,